A Piacenza, provincia tra le più colpite, per il secondo giorno consecutivo non si registrano vittime e ora si guarda con speranza alle riaperture dei confini regionali del 3 giugno. L'inviato è Giacinto Pinto. State andando al centro commerciale? Sì. Da Piacenza? Sì. Però il centro commerciale è in Lombardia. Nella terra di confine c'è chi non aspetta il 3 giugno. Il ponte sul Po che unisce l'Emilia-Romagna alla Lombardia non è solo un simbolo geografico. Chi passa da qui, arrivando dalle vicinissime province di Lodi e Cremona, da sempre alimenta l'economia di Piacenza. L'80% della clientela dei negozi alla periferia della città fino a 3 mesi fa arrivava proprio dalla Lombardia. Noi siamo in 13 qui, penso di non lasciare a casa nessuno, cioè questo è il nostro intento. Piuttosto restringeremo il nostro compenso da amministratori. Qui nel Piacentino, dove per il secondo giorno consecutivo non si registrano morti, dopo l'emergenza sanitaria sono proprio i posti di lavoro quelli a rischio, almeno 9.000. Il valore aggiunto di questo territorio è la presenza di tantissime piccole e medie industrie estremamente specializzate, quindi siamo convinti che riusciremo ancora a fare la differenza. C'è ottimismo anche nelle osterie. Gli striscioni raccontano di un desiderio che da queste parti ha scandito ogni giorno di isolamento. L'attesa sta per finire, ormai è solo questione di giorni. È stata una bella botta non avere i clienti della Lombardia. Il 3 giugno per noi sarà una grande festa e finalmente i nostri clienti potranno venirci a trovare tranquillamente. Identificati e denunciati per violazione delle norme anti-coronavirus alcuni dei manifestanti che questa mattina si sono radunati in Piazza Duomo a Milano.